Grande successo per la sagra del vino dei prodotti Decopat dei Colli Sicani del comune di Racanmuto e di quelli tipici e regionali. Venerdì la conclusione di 3 giorni ricchi di eventi e degustazioni. Il Castello Chiaramontano ha ospitato molti momenti dedicati ad attività convegnistica con la presenza di importanti nomi dell'enogastronomia e dell'architettura sia a livello locale e nazionale. Il convegno di chiusura è stato dedicato alla degustazione guidata dei vini DOP siciliani in abbinamento alle pietanze tipiche locali ed è stata curata dall'enologo Gianni Giardina, commissario degustatore internazionale e paladino dei vini di Sicilia. Soddisfatto il coordinatore del progetto Antonino Lobrutto. Al termine, ricco e partecipato raduno ed esposizione di auto d'epoca.